Decine di associazioni sportive questo pomeriggio in piazza Bassano per invocare la riapertura di palestre e piscine e la ripresa delle attività. Piscine, palestre, centri benessere chiusi dal decreto governativo anti-Covid e gli operatori del settore del territorio sul piede di guerra sono scesi questo pomeriggio in piazza Bassano per protestare contro il provvedimento deciso da Roma che li sta penalizzando oltre misura con perdite economiche, prossime venture da paura. L'assessore allo sport Mariano Scottone ha garantito un fondo di 60.000 euro da destinare alle associazioni e alle realtà di fitness e altro danneggiate. Iniziativa meritoria e apprezzata che tuttavia da sola non basta e gli addetti del ramo ovviamente reclamano a gran voce contro il governo centrale. Questa è una grande manifestazione dello spirito di squadra che lo sport riesce a avere. Siamo stati a Vicenza, siamo stati a Treviso, siamo stati a Padova e Bassano non poteva essere da meno con le sue centinaia di associazioni sportive che in questo momento stanno soffrendo. Il settore delle palestre è il settore che più di tutti ha dimostrato di rispettare le regole e lo ha dimostrato il fatto che non ci sono stati contagi. Riusciamo a tenere le distanze di sicurezza, a lavorare da soli, mantenendo le distanze opportune e mantenendo tutti quelli che sono i protocolli da seguire. È una situazione grave perché soprattutto non possiamo dare benefici ai nostri ragazzi con l'attività che proponiamo. Abbiamo fatto lezioni all'aperto e lezioni online. Però all'aperto col tempo che sta per arrivare non è il caso. Speriamo che per fine mese ci facciano riprendere le nostre attività perché veramente è un bel colpo duro per la seconda volta e sarà veramente molto, molto difficile riprendersi. E la netta impressione è che sia solo l'inizio di una lunga scia di malumore e malessere.